Tutti buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di corse di lunedì 10 aprile, prima corsa con una decina di minuti di ritardo per il cambio di guida, Maurizio Visco al posto di Francesco Tufano su Duchessa La Torre, lo schieramento 1 Duchessa La Torre, 2 Devil Red Selfs, 3 Don Tony Jet, 4 Dondolo Jet, 5 Daki Baba, 6 Dawson dei Greppi, seconda linea, 7 Desipan, 8 Debadil dell'Olmo. Partiti con alcune rotture, si avvantaggia subito Dawson dei Greppi che sopravanza Don Tony Jet e va a condurre, terza posizione per Dondolo Jet, poi Devil Red Selfs continua in avanti mentre hanno sbagliato gravemente Duchessa La Torre e Deba dell'Olmo, mentre Dawson dei Greppi continua nella sua corsa di testa, ha preso una ventina di metri di margine su Don Tony Jet che ha chiuso favorito e ora guida con identico margine di vantaggio al completamento dei 400 iniziali in 28,7. Si è un po' scatenato in avanti Dawson dei Greppi. Don Tony Jet sul passo cerca di recuperare, più indietro c'è Dondolo Jet che precede Devil Red Selfs, tutti largamente disposti per il ritmo severo imposto dal leader che continua a tirare ed andare via di gas. Dopo 800 metri in 58,6 numero 8 Deba dell'Olmo cerca di squalificato. riavvicinarsi Don Tony Jet, ha in schiena Dondolo Jet, poi Devil Red Selfs e non cambia nulla tatticamente con il leader che arriva al chilometro in 14,1 e ora sposta dalla sua scia Don Tony Jet scatta, anche Devil Red Selfs viene via in terza ruota e siamo ora a 400 dalla conclusione con Don Tony Jet in vantaggio, seconda posizione per Dondolo Jet, all'esterno c'è Devil Red Selfs, più indietro cerca di ingambarsi anche Daki Baba, qualche incertezza in curva per Devil Red Selfs mentre Don Tony si mantiene in vantaggio, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, si presenta in testa Don Tony Jet, è un po' fermo però nel finale, lo scatto di Devil Red Selfs che sul palo emerge chiaramente, il secondo posto per Don Tony Jet, al terzo finisce Dondolo Jet, 1.14,2 con 33 a chiudere, con primo giro di gara veramente molto sostenuto e alla fine l'hanno pagata anche, l'ha pagata anche Don Tony Jet che era in seconda posizione, è venuto via ai 600 finali ma poi nelle battute conclusive vedete preda di Devil Red Selfs che nonostante qualche problemino di andatura vince molto bene. Al terzo chiude Dondolo Jet, la vittoria quindi per David Red Selfs e Antonio Greppi. Afrem Schmidra al training per conto del signor Salvatore Russo.